Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sono Invidiosi! Perché? Perché ci divertiamo. Evviva! Sai quante coppe qua si stavano per lasciare perché non ce la facevano più, volevano mangiarsi? Magari capite? Sicuramente. Scusate il ritardo! Guarda che belli che sono i colori. Ciao. Scusa, sei già sul tubo. Ah, ok. Non mi piace la Morini, ma ditemi qualcosa, non mi piace. Il corpo di Royal. Buongiorno amici del tubo e bentornati in questo nuovo video. Vediamo se riusciamo a passare in tranquillità sul telepass, ma penso proprio di sì. Stop, ma perché? Ma è sempre così, oh. Vabbè. Allora, sempre problemi con la moto quando si passa col telepass, ma ho imparato, grazie a tutti quelli che mi hanno criticato in negativo e in positivo, ho imparato che se non si apre il telepass bisogna fermarsi, citofonare e ti fanno poi passare. Va bene, ricominciamo il giro, stiamo andando a Mestre perché oggi parteciperemo per la prima volta per me e per Elena a un ritrovo Royal Enfield. Ci siamo accodati al gruppo di Motospazio di Mestre, concessionari di Mestre che non ci sono mai, non li conosco, non ci sono mai stato, ma me ne hanno sempre parlato bene, adesso conosceremo. Oggi è un video particolare perché non voglio portarvi a fare un giro con me e tante altre moto Royal e basta, ma sarà un video dedicato al perché tutti ci odiano, perché tutti devono parlare male e odiare la Royal Enfield Himalaya, ma anche la Royal Enfield in verità. Perché devono snobbare sempre questa ragazzaccia? Perché devono sempre dire... Allora andiamo a vedere che cosa si dice in giro. Ci siamo, dovremmo essere nella strada giusta fra un minuto, qua mi da un minuto dovremmo essere in concessionaria. Come ultimi ci odieranno, ci picchieranno sicuramente, speriamo che ci trattino bene. A parte che mi hanno detto che potevo arrivare alle 9:30, sono le 9:15, vero zio? Quindi siamo salvi. Vediamo l'accoglienza, vedo già le moto fuori, vedo già gente. Evviva, guarda gente, madonna. Speriamo che non mi conosca nessuno perché mi vergogno. Guarda lo zio. Oh cavolo. Scusate il ritardo. Guarda che bella la Goldwing. Guarda la Goldwing. Certo, salutiamo la Elena. Ciao! Dai che la mette così Alessandro! Guarda la gelosa. Guarda. Ciao. Ciao Fra, scusa. Madonna ragazzi, ho preso così tanta acqua ieri. Che non... Dopo ti spiego. Vai tranquillo, guarda, per colpa tua mi sono lavato sul grappa. Mi ha chiamato felicissimo, ma sei venuto là così serio? In giro? No, contento. Tranquilli, ora torno. Manca poco, 200.000 tornanti, ci siamo. Dai che manca poco. E torno, dai che torno. Tornerò, forse no, non lo so, tornerò. Amo la pioggia, amo la montagna con la pioggia. Ragazzi, benvenuti a Motospazio. Questa mi piace, guarda che colore, guarda il colore. Guarda che belli che sono i colori di questa qua nuova. I colori sono fantastici. Eccoci qua, guarda quanti che siamo. Ci sono tante maiale. Andiamo dallo zio. Oh, che bello.
Saluto il nostro frontman. Ciao. Ciao. Scusa, sei già sul tubo. Ah, ok, ciao, piacere. Tutto a posto? Ciao. Tutto bene. Piacere. Ho sentito parlare male di te, sai? Benissimo. Da stare attenti. Benissimo, sono cattivo. No, dai, ho sentito parlare bene di te, dai, vediamo di fare un bel giro, dai. Sì, quello sicuro, dai. C'è anche una bella giornata. Una bella giornata. Diciamo, un numero discreto, dai, insomma. Quanti hanno confermato? Quanti siamo? Guarda, non so, confiamo le moto, vediamo, perché si sono aggiunte persone poi all'ultimo. Ma tutti Royal? Siamo tutti Royal? No, ho visto male. Ah, ok, bello, Magari bello. qualcos'altro. Una Goldwyn? C'è una volta. Oh, Caballero! Lo prendo io? La ringrazio, gentilissima. Posso prendere solo questo? Sì. Grazie mille. Kawasaki. Cosa? Vieni, andiamo, ti faccio vedere la Benelli. Guarda la Morini, ma bella la Morini. Scusa, ma alla Elena non gli piace la Morini, ma diteli qualcosa, non gli piace? Ditele, grazie. No, non mi piace. A me piace molto. Ci manca un pezzo là, il musino, beh, molto meglio che non abbia questo, che abbia questa roba qua davanti della Benelli. Ah, preferisci? Oh Marco, se stai guardando sto video, Marco 6%, cioè la mia compagna qua, la Elena, la mia mogliettina, gli piace la Benelli. No, non ho detto che mi piace, ho detto che Cioè gli piace il muso, No, ecco. non ho detto che mi piace. Ho detto che tra quella senza muso e questa, cioè comunque preferisco questa, ma non mi piace nessuna delle due. Ah, ok, va bene. Guarda lo zio. Oh, ma mi sembra che qua ci sia un po' di situazione caulosa. Guarda che gruppo di gente. Guarda. Ma sta organizzando una foto? Allora dobbiamo andare di là. Andiamo. Oh. Che bello, non mi è mai capitato di mettermi io qui che qualcuno fa le foto. Va bene sta maglietta qua? No, non è Qua. Questa me la sono fatta fare. Il corpo di Royal. Il corpo di noi. Ah, bella. Bellissima. Ok. Questa qua. Niente, Ce l'ho io. l'ha dato a Enrico. Parla con lui. Chi l'ha date queste? Allora. Guarda che bella. Sei tu? Che fantastica. È fantastica. Che bello. Sai che comoda che è? Sì, ma girati tu che io monto dopo. Sì. Come al solito facciamo sempre aspettare tutti. Non ho montato la 360, ma va bene, ci pensiamo dopo. Ok, il navigatore in verità non l'ho fatto partire. Guarda quante belle Royal. Ringrazio Motospazio per avermi donato la tazza, che userò molto volentieri in quei 5 giorni perso wild in Piemonte. Mi berrò il caffè sponsorizzato da Motospazio. Guardo dallo specchietto quanti siamo e siamo una ventina di moto, forse 2 o 3 non sono Royal, ma va bene lo stesso. Come nella filosofia nostra del gruppo Veneto, accettiamo e andiamo in giro con tutti quanti. Sarà un giro di penso sui 140 km, come mi aveva detto lo zio. Io ho la traccia GPX qua in caso di problemi. Siamo a metà del gruppo con Elena. Non abbiamo cambiato moto, siamo sempre con la Contessa, meglio così abbiamo tutti i nostri accessori, di antipioggia se piove, videocamere, borse, qualsiasi cosa. Non so di preciso che giro facciamo, so che gireremo per i colli del Prosecco, ci fermeremo a mangiare e bere in un posto che ha trovato lo zio, che conosce lo zio. Siamo ancora per strada, non abbiamo ancora raggiunto paesaggi bellissimi che quando sarà attaccherò la 360.
E niente, ragionavo sul fatto che mi sto godendo un giro non organizzato da me, in cui non devo portare nessuno, non devo fare strada. Ho la mia traccia GPX, c'è i ragazzi di Motospazio che sono organizzati a chiudere le strade, farci passare con lo zio in testa. È una passeggiata che me la sto proprio godendo, è proprio piacevole. Sto qui con Elena che finalmente è venuta con me in uno di questi ritrovi di gruppo, con cui parlo, chiacchieriamo. Provincia di Treviso. Perché tutti, cioè non tutti, ma molti devono sempre criticare, giudicare, parlare male della nostra Royal Enfield Himalaya e molte volte anche della Royal Enfield? Perché? Allora, se sei uno dei soliti, come si dice, amore, quelli che odiano sui social, hater, sappi che sei un hater. Chi sono gli hater? Gli hater sono quelli che devono per forza avere il potere divino nelle loro mani di dire le proprie idee per forza odiose, odiando le cose, quando non serve, perché l'apprezzamento, cioè magari sì ti fa schifo, puoi dirlo, però iniziare a dare odio, sei uno che odia, ecco. Quindi se siete pronti, scatenatevi qua sotto nella descrizione, nei commenti di questo video, e lasciatevi mettere come primo commento fissato in alto, così tutti noi potremo leggerti e darti un po' di commenti, no? Visto che è quello che cerchi, che cercano sempre un po' di farsi notare così, ecco. Ragazzi, avete visto la nuova, scusate, la 500 qua davanti, la Classic, è meravigliosa, non l'avevo mai vista, è bellissima ed è un 500, è proprio bella. Siamo in zona, sentila, che bella. Allora ci stiamo alzando, signori, siamo a 275 metri al di sopra del livello del mare, grazie a Osman, che è un'applicazione fantastica. Siamo dopo Montebelluna, non so dove siamo, però è una strada, è la SP 144, in mezzo agli alberi, c'è un fresco, si sta benissimo. Siamo andati un po' più avanti nel serpentone. La Elena deve fare la pipì, mannaggia, speriamo che fra un po' ci fermiamo da qualche parte. E io, per non fare una figura di merda con tutti, ho fatto le cose in fretta, non ho fatto benzina. Dopo il girone di ieri sul Grappa, che ho preso tanta di quelle acqua che solo non lo so chi lo sa, siamo già entrati in riserva, ma fortunatamente abbiamo 150 km da fare riserva sicura e almeno per un bel po' ci potrebbero bastare. Quindi la preoccupazione è benzina, pipì e questa 360 che devo ancora montare e capire se era questo il posto dell'altra volta. Comunque bello, ci stiamo iniziando ad avere dei bei panorami. Sì. Ragazzi, finalmente, per la felicità di Elena, abbiamo fatto una sosta, così si fa la pipì un attimo. E questo posto io l'ho visto nei social, l'osteria ai Pioppi, che è l'Acro, cos'è che ha detto? Acro Party, non mi ricordo più, ve lo faccio vedere dopo. Park, Acro Park, dove ci sono i giochi costruiti in ferro dal tipo e gratis, tipo, non lo so, adesso lo scopriamo, andiamo a vedere. Sei pronta, amore? Che sei in diretta? Yes, allora non sono riuscito a farvi vedere il posto perché era una sosta veloce, ma comunque vi metto sotto il link di dov'è sto posto. Veniteci con i bambini se avete famiglia, perché è molto bello, si può mangiare, fare dei giochi costruiti in ferro, è un parco pazzesco.
se vedete sto video ci starete odiando, lo so, ci state odiando perché noi furbi ci siamo messi a fare la benzina quando invece dovevamo avere il pieno. Ma dai, perdiamo 5 minuti e ci siamo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Madonna zio, ci hai fatto fare una strada, ma una strada alla fine... No, una strada lunghissima, ma cioè siamo partiti a che ore? Ci siamo trovati a Mestre alle 9:30, siamo partiti forse alle 10 meno un quarto così. Che ore sono? Le 2:30? Siamo stati fino adesso tornanti su, giù, moto, bellissimo. Però a un certo punto, anche se sei in coppia, sai quante coppie qua si stavano per lasciare perché non ce la facevano più, volevano mangiarsi? Io le erano uguale, fame, stanco il culo, quello sbrato qualsiasi cosa ci si lamenta diventa un ti uccido! Quindi per fortuna siamo arrivati e vi faccio vedere questo posto. Dovrebbe essere Fortitude 42. Fortitude, che coglione, ho fame, ho bevuto un po' di spritz, ci hanno accolto da Dio, ci hanno aperto proprio per noi Royal Enfield Mestre. Guarda quante moto, ovviamente non c'è solo Royal Enfield, c'è ovviamente lo zio con la Goldwing, abbiamo le Himalayan, abbiamo la Royal Enfield, abbiamo le Suzuki V-Strong, abbiamo le Suzuki, quelle nuove. Eccoli qua, madonna, a me l'Interceptor con quel colore mi fa impazzire. E quindi siamo venuti finalmente qui a mangiare, ci hanno buttato lì e adesso vi porto a tavola e poi chiacchieriamo. Ma per iniziare da te, domanda, perché tutti odiano la Royal Enfield? E devono lamentarsi Royal Enfield, io ti parlo da himalayano, 24 cavalli dove cazzo fai? Oppure oh no Royal che cazzo, perché tutti ce l'hanno con noi? Hanno un'idea di guidare la moto diversa dalla nostra, sai che chi ha Royal ama godersi i paesaggi, camminata lenta, cioè le moto di un tempo, tutto così. Guardate, cioè io questa la adoro, è bellissima. Ma infatti io andando in giro con lui l'ho visto che rallentava, andava piano, andava dietro, così si guardava in giro, allungava il braccio, così si va in moto. Esatto. Bene, risposta 1 affermativa. Giusto, questa è una delle prime perfette. Questa è la prima assoluta. Non è perché ci odiano, è la soluzione, ok? Ale Failla. Poi ho conosciuto, mi ha accolto da Dio, e io le persone che sorridono, ti accolgono da Dio, non mi sono ancora bevuto 20 birre con lui, ma un giorno magari capiterà. Sicuramente. E ci hanno accolto bene, bel posto. Ci stiamo trovando bene, adesso dobbiamo mangiare. Sono stufi. Sai che si stavano per accoltellare 20.000 coppie? Tutti stanchi, si litiga, perché se sei in due, una fame, sbaglia il trove, si litiga, si discute. Ma è normale, quando sei in tanti succede, non è... È il bello anche se vuoi del giro in compagnia. Sì.
dopo ci sono tutti i pro e i contro di questa terra, però quando giri in compagnia è così, ti devi un po' anche adattare a queste cose beh, qua. sì, certo. Poi tu sei ormai scaffato in queste cose. No, io in verità è un anno di duro, andare via duro. Non è che ho fatto tanto prima, però ci stiamo divertendo. Ma da quant'è che guidi la moto tu? Allora, io Adesso l'intervista te la faccio io. Ok, vai, parti con la prima domanda. Ok, allora, la prima domanda è: da quant'è che guidi la moto tu? Io ho comprato la mia prima moto nel 2007, Bonneville Triumph 900, 2 carburatori, bellissima, serie limitata. L'ho tenuta fino al 2012, così. L'ho venduta per aprire la mia attività di fotografo perché avevo bisogno di soldi. No, è un'intervista, pausa. Tranquillo. Vabbè, allora niente, volevo una birretta. Ah, allora facciamo Continuiamo dopo. dopo. Vi ringrazio. Secondo solo. Ok, dai. Eccole qua ragazzi, eccole qua. No, ma vi rifaccio vedere ancora questa. Cioè, con questa è un piacere andare in giro e godersi la strada piano piano, il paesaggio. Cioè, eccolo. Ecco, con questa qua invece vai anche in Piemonte, nell'Alta Via del Sale, a sbregarti e divertirti come un matto. Vabbè, andiamo a vedere quanta gente c'è. Questo è tutto riservato a noi. Ciao Royal e tutti quelli che non hanno la Royal, va bene lo stesso! Evviva! L'importante è mangiare e divertirsi! Evviva Himalayan Veneto! Brutti, cattivi e affamati. A dopo. Ah no, un'altra domanda. Treviso, Mogliano. Faccio io domande, posso? Ho fatto appena adesso un'intervista a uno con la Royal e gli ho chiesto perché ci odiano tutti con noi abbiamo la Royal Enfield oppure hanno un Himalayan. Chi è il primo che potrebbe dare un consiglio a questa cosa? Sono? Invidiosi! Perché semplicemente non l'hanno provata l'Himalayan. Perché non l'hanno mai provata? Provata, se la provano. Provare per credere. Ma però è talmente piccola e maneggevole che ti diverti. Perché ti diverti e non si vogliono divertire con... In quel modo, in questo modo, esatto. Tu cosa dici? Gianfra. Allora, sì, Lei è d'accordo con lui, perfetto. zio ha assolutamente ragione, è una moto semplice da usare, maneggevole, poca manutenzione, costi bassi, eppure ti puoi divertire, puoi andare dappertutto, puoi fare i viaggi. Io non vedo limitazioni, mentre moto magari che hanno costi diversi, hanno anche costi diversi di manutenzione. Poi la mia la posso anche buttare in un fosso e non è che mi preoccupo più di tanto, se vado in fuoristrada non mi preoccupo. Adesso fa dei rumori strani, la porto dal meccanico, me la mette a posto, non c'è problema. No, quelli guarda, sempre. Non mi preoccupa. Comunque, Consuma niente. a parte che non consuma niente, ma la cosa bella è che alla prima persona che gli ho chiesto questa domanda ha dato la risposta che è l'apice di tutto, cioè la prima risposta. Loro hanno parlato solo di cose belle, ma tutte queste cose belle portano a quello che ha detto lei, è solo invidia. Dovrei andarlo a chiedere anche al concessionario, Allora, siccome tanta gente vuole parlare, intervistiamo qualcun altro. Allora, la domanda è questa: perché molti sfottono, odiano e dicono "Ah, Royal Enfield, ma che cagata, che merda", e noi, soprattutto i malayani, che dicono "Dove cazzo vai con 24 cavalli?" Perché? Perché ci divertiamo. Io avevo una Meteor e in un anno ho fatto 14.500 km e adesso sono passato alla Super Meteor perché mi piaceva e aveva una spinta in più per fare un sorpasso più velocemente, però vado alla stessa velocità della Meteor e mi trovo... Mi bastava 20 cavalli, però per un sorpasso in velocità ho preferito, e poi per fare un viaggio più lungo, per avere più affidabilità ho preso una moto un po' più forte, e poi io sto aspettando a 40 cavalli, 47 cavalli, non è che è doppio, solo un doppio, è giusto per avere quella spunta in più, però ti bastava. Viva Royal Enfield! Yes. Beh, chi è che ha Royal ancora? No, dov'è? No, il discorso è questo video non è nato come raccontare il video e la giornata di oggi, era più che altro, ma perché cazzo scusate il che cazzo, ma ci sta, perché odiano, perché parliamo di Royal Enfield, che palle Royal Enfield, ma che merda, oppure l'Himalaya, dove vai con 24 cavalli, qual è il loro problema?
Perché ci odiano così tanto? Ho già provato, anche ho piacere per gente che ha esperienza, ha provato il motore 350. L'ha provata, hai detto la parola. E tutti ridendo. Quando sono scesi, col sorriso, ma perché sono divertiti veramente tanto. Sono moto che hai provato anche te. Cosa hai provato? Lui che hai lì, solo, tu hai la IMA. Lui non vuole fare, lui è un motorista MotoGP Aprilia. Che moto ha? L'Himalaya. Ah, l'Himalaya, sì, lo so. Quindi uno che lavora sui motori apprezza anche. Sì, la versatilità, No, ma tanto dopo è una moto divertente, si fa fare strade le persone. Spero che si senta perché c'è troppo casino. Comunque va bene. Sì. Beh, è un motore semplice, è tutto lì come avere una Vespa, vai in giro, la puoi sistemare un attimino, tutti Ho quanti. visto i video di Ichi Boots all'epoca e mi ha folgorato la cosa, mi ha incuriosito finché l'ho comprata. Però dai. E da quanti chilometri hai fatto fino adesso? 7.000. Ti stai trovando bene? Sì, anche vorrei qualcosa in più. Il 4,5 mi incuriosisce. Anche io sto aspettando che arrivi. Arriva. Ho già sentito Royal che magari poi ce la fa provare. Va bene, dai, vi lascio ordinare, vi faccio mangiare. Ecco, non abbiamo voglia di parlare perché abbiamo fame. Andiamo a mangiare. Allora, abbiamo appena finito di mangiare e bere. Max, vi ricordate Max? Max è il nostro amico che ha fatto Albania. Cosa hai fatto? Albania, dopo ha fatto Montenegro, Dalmazia, con un Himalaya. Ma dove cazzo vai con un Himalaya? 24 cavalli. Ha fatto 850 km senza mai fermare. in un giorno solo. Ha solo il culo che ha piatto, ma va bene, dai. E comunque sei appena tornato anche dallo Stelvio. Esatto. Se andate nel gruppo Instagram Himalaya Veneto lo trovate. Ma dimmi un po', perché? Ma tu sei andato via anche con un GS? È un amico? Una volta avevo il GS, ma perché tutti ci odiano? Perché tutti disprezzano noi, la nostra moto, la marca? Perché? Ma secondo me perché è una moto che ha delle sue affinità, che è quella di permetterti di vedere le cose. Invece di correre ti trasmette sensazioni diverse, sensazioni che è quella del vedere il panorama, la tranquillità, l'ambiente che percorri, e quindi tutto questo tante persone non riescono a percepirlo, vedono solo il correre, e il correre delle volte non è così gratificante come ti fa sembrare. Allora adesso aggiungo anch'io l'ultima parola, è che loro leggono sulla carta: oh, una moto da 200 kg, 24 cavalli, ma dove vuoi andare? Se sorpassi devi mandargli una lettera, non ce la fai, in salita devi scendere e spingere. Questi sono i commenti che mi scrivono gli amanti, gli odiatori su YouTube. Arrivano le altre. Noi andiamo con calma, andiamo dappertutto e ci divertiamo, perché la filosofia, come abbiamo detto prima è questa: con calma andiamo dappertutto. Giusto, zia? Giusto? Giustissimo. Ok. E per questo è tutto. Ora torniamo a casa da Conegliano. Abbiamo conosciuto un punto motociclisti strafigo, peccato che è così in fondo, più vicino a casa vostra, ci verrei qua spessissimo. E niente. Ciao Max. Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto. Ciao ragazzi. Tutto su YouTube allora. Sì. Sì. È un piacere avervi conosciuto, grazie. Ciao. A voi. A te.